27 anni di assenza dalla parrocchia di Sant'Antonino Martire nella frazione di Sanguineto a Chiavari per un portale per nicchia dipinto a olio su tela di oltre 2 metri d'altezza. Un furto realizzato con destrezza moltissimi anni fa che ha lasciato un vuoto nella chiesa di Sant'Antonino, un bene da un forte legame affettivo che finalmente tornerà al suo posto. Ulteriori accertamenti eseguiti dai carabinieri del nucleo tutela permettono di appurare con estrema certezza che questo bene mancava appunto dalla chiesa di Sant'Antonino di Sanguineto di Chiavari da oltre 27 anni. Intercettato a maggio dello scorso anno a causa di una vendita online e sequestrato in giugno, il portale era stato messo in vendita per la cifra di 4.000 euro, ma fortunatamente, grazie al tempestivo intervento della Soprintendenza di Bologna, non ha fatto in tempo a lasciare i confini nazionali. Addirittura non era stata denunciata come sottratta, quindi poteva cadere nell'oblio, diciamo. E invece in questo caso appunto è stata recuperata. Si tratta appunto di una mostra di nicchia, cioè era un'opera che sta attorno a una nicchia con la statua della Madonna del Rosario che è ancora in chiesa, nella navata, nella chiesa di Sanguineto, e quindi quest'opera poi tornerà ad adornare come un tempo